Lei tra i relatori di questo consuntivo sull'attività del recupero della plastica, ecco, quale bilancio si può trarre dall'attività e quanto è importante anche ai fini ecologici? Il bilancio è positivo, al di là delle quantità di rifiuti raccolte è positivo il fatto che la pesca si presenti come pesca responsabile. Noi abbiamo un mare che, come sappiamo, vive una sua forte criticità anche a causa dell'inquinamento ambientale, ma è un mare di cui si parla tutti i giorni. Se ne dovrebbe parlare forse anche in modo diverso, raccontando le esperienze positive, questa è un'esperienza positiva, che riguardano il mare e chi vive il mare con la propria professione. No, la campagna è andata molto bene, devo dire che i pescatori hanno messo il massimo impegno in questa attività e abbiamo recuperato più di 2,5 tonnellate di rifiuti dal mare. Devo dire che l'obiettivo del progetto in realtà, oltre che questa raccolta per questo periodo di 2 mesi, è quello di cercare di dare una continuità al progetto, perché è importantissimo che i comuni e gli enti pubblici collaborino con i pescatori affinché questa attività possa proseguire nel tempo. È stata importante la campagna di raccolta, è stato importante il progetto, tirare le somme e quello che contava era la sensibilizzazione, è stato centrato indipendentemente dalla quantità di rifiuti che sono stati tirati fuori. Le condizioni del mare lo sapevamo, i rifiuti ci sono, è un problema che ci portiamo da una vita e quindi l'intento era quello di abituare i nostri pescatori a un trattamento diverso una volta recuperati i rifiuti. Questo è stato centrato. Quello che ci auguriamo adesso è che una volta spenti i riflettori su questo progetto, perché di progetto si tratta, dovremmo cercare di capire come dobbiamo andare avanti. È stato importante anche l'aiuto dei pescatori in questo progetto? È stato essenziale, ma su questo noi, dico la verità, non avevamo dubbi, sulla responsabilità che hanno sempre avuto, sulla sensibilizzazione che sempre hanno avuto per la loro attività, d'altronde loro vivono di mare e quindi il mare è più pulito e più traggono beneficio da esso. Io mi auguro che per il futuro ci sia da parte degli enti preposti la possibilità di creare le isole ecologiche che diano la possibilità ai nostri pescatori di poter trattare il rifiuto nei modi regolari e giusti. Voi che avete il polso della situazione della pesca, alla luce di questi aumenti che si stanno verificando, qual è la situazione del comparto pesca? Ecco, ricordiamo che fino a qualche mese fa, anche qui a Porto Empedocle, come a Sciacca, i pescatori sono scesi in campo per ribellarsi un po' a questi. C'è stato un intervento serio da parte della Regione in questo senso? Ecco, se ci fa una breve fotografia del comparto. Allora, noi veniamo sicuramente da una situazione molto pesante della nostra attività, una crisi che si è ripetuta negli anni. Se a questa crisi, dovuta anche a volte a delle regole insensate perché non sono esattamente specifiche sui territori di cui noi facciamo parte, se aggiungiamo a questo la pandemia e non ultima la crisi energetica, abbiamo fatto bingo, quindi costi enormi, si sono raddoppiati i costi di gestione e questo sicuramente aggrava ancora di più la situazione. Che cosa ha fatto la Regione? Sono arrivati degli aiuti grazie al decreto emergenza che è stato varato dalla Regione Siciliana, dal Dipartimento Pesca, sono aiuti che finiranno, il problema deve essere affrontato nelle sedi opportune cercando di capire perché se il petrolio rimane sempre allo stesso prezzo i costi del carburante aumentano. Forse un po' più di controllo starebbe bene su questo. Il fatto sta che se continuiamo così siamo costretti ancora ad andare avanti per emergenze e non si può vivere di emergenze, ma bisogna dare la tranquillità ai nostri pescatori di svolgere l'attività nel miglior modo possibile, altrimenti diventa veramente un problema. Questa è la situazione, se poi aggiungiamo tutto quello che sta accadendo sul canale di Sicilia, mi riferisco ai piani di gestione, sui gamberi di profondità, ma non solo, anche sui demersali, alle aree di narseri, alle chiusure, alle regole imposte a noi, mentre i nostri paesi del Nord Africa continuano a pescare indisturbati con regole che non sono sopportate come le sopportiamo noi, questo la dice lunga. Quindi il regolamento del Mediterraneo che doveva mettere d'accordo paesi
europei e paesi del Nord Africa in effetti è stato un fallimento, questo lo possiamo dire, è stato un fallimento politico, è stato un fallimento della politica europea, quindi corriamo subito ai ripari, perché se dobbiamo rispettare la risorsa e rispettare il ripopolamento dei nostri mari deve essere rispettato da ambo i lati, altrimenti noi non peschiamo e quello che non peschiamo noi se lo pescano gli altri, questo in sintesi è il ragionamento.